Zaia, non perdere altro tempo, ti stiamo dando una mano, te la vogliamo dare ancora, però oggi ti diamo anche un termine perentorio. Altri 30 giorni per aprire sto benedetto conto, dopodiché mobiliteremo le piazze. Ecco, per quanto riguarda la questione di questo referendum, si parla di Election Day fatta a marzo, vi siete espressi contrariamente a questo? Assolutamente sì, è nella illegalità chi parla di Election Day, perché sia la Costituzione, articolo 122, sia una legge del 2004 dello Stato, sia una legge del 2012, la legge 5 del 2012 della Regione Veneto, stabilisce che si voti in Veneto tra il 15 maggio e il 15 giugno. Non vedo perché non ci sono ragioni di sorta, se non un interesse politico particolare, comprensibile ma inaccettabile, di anticipare le elezioni a marzo. A marzo si può fare il referendum in forza della legge 16 veneta, il referendum sull'indipendenza, e quindi io voglio che questo referendum sia fatto prima delle elezioni, si può fare, che sia tenuto quindi distinto e distante da quella che è la scadenza delle elezioni regionali, che possono diventare appunto elezioni regionali costituenti dopo l'esito di un referendum che io do per scontato sia favorevolissimo all'indipendenza. Ecco, storico. Direi di sì, l'espressione più corretta è la giornata storica, il 18 settembre 2014 sarà ricordato, ma io ricorderei anche che la democrazia ha già vinto 2 anni fa, il 15 ottobre 2012, allorché in Gran Bretagna si decise tra Londra ed Edimburgo che dovevano decidere i cittadini sul futuro della Scozia e questo è già l'atto di democrazia che secondo me merita di essere sottolineato. In Italia invece abbiamo la prepotenza del potere che dice che i veneti non possono esprimere alcunché su questo tema, sulla loro autodeterminazione. Quindi si nega la democrazia, si negano le norme del diritto internazionale, si nega la possibilità ai cittadini di esercitare quella sovranità che a parole si dice spetti alla gente. Quindi la Corte dei Conti non c'entra nulla in questo momento. Finché non c'è una pronuncia definitiva della Corte Costituzionale, la legge 16 esplica tutti i suoi effetti e quindi è dovere e diritto della Giunta adottare quei provvedimenti che la legge stessa gli affida, ovvero stabilire le modalità di voto e aprire sto benedetto conto corrente dove già migliaia di cittadini chiedono sempre dove versare il contributo. È un caso unico nella storia dell'Europa che questo referendum sia a carico totale dei cittadini e non dell'erario. Quindi chi ha impugnato questa legge non ha impugnato un atto normativo, ha impugnato la nostra libertà, ha impugnato la democrazia, ha impugnato qualcosa di più grande. Dovremmo ribellarci tutti, indipendentemente dal fatto che si sia per il sì o per il no. Noi difendiamo il diritto dei cittadini di decidere.